Che sia il primo o uno degli ultimi passi in direzione salvezza, la strada è ancora in salita sia per Cremona, che ritrova il proprio pubblico con l'assoluta necessità di ritrovare anche la vittoria, sia per Treviso, uscita da un momento complicato ma in cerca di quella continuità che manca da diverso tempo. Davis consegnato per Nikolic, arriva Willis ma non viene servito, allora ribaltamento del lato, Burns nuovamente per Nikolic, nuovamente a segno. Roll centrale con Burns che non viene servito, e allora Nikolic sempre da 3 punti, allo scadere Stefan Nikolic, costretto a fermare tutto Frank Vitucci. Poche idee in questo possesso per Treviso, deve fare tutto da solo Lisevicius, sotto canestro trovato Caroline, tiro difficile in allontanamento, sicuramente questo è ossigeno puro per Treviso. Davis attacca, si conclude il pick and roll con Federico Poser. Lacey dal palleggio insiste, poi un passaggio difficile per Zampini, in qualche modo mantiene il pallone. Willis da 3 punti. Scarico per Olisevicius, tiro importante, lo sbaglia, poi finiscono per disturbarsi Caroline e Polycap. Dalla parte opposta Davis, Corey Davis, senza aspettare nella maniera più assoluta. Machiura appena rientrato subito a lavorare, piede perno per lui, sbaglia il primo tentativo e poi però rimane lì, fa su il rimbalzo e segna. Questo può essere sicuramente un ottimo canestro per migliorare la situazione di Treviso. E poi però dalla parte opposta Owens va più in alto di tutti. Ancora una volta un aiuto al tiro da 3 punti Cremona, ma trova l'errore, rimbalzo offensivo e Nikolic, fate tranquillamente 18. Entriamo ora nell'ultimo giro di orologio del primo tempo. Davis, Mascolo rimane in ritardo, grande movimento con palleggio dietro la schiena di Davis. Pressing di Burns, allora c'è tanto spazio per correre in campo aperto per Treviso, è una tripla importantissima per mezzanotte. Evviva Treviso, sicuramente è arrivata qua per giocare con grande intensità, anche se non hanno un giocatore importante di riferimento oggi, è Harrison che comunque rientra dall'infortunio. Noi dobbiamo non prendere questa cosa con leggerezza e aggredire appena possiamo ogni momento. E non guardare il risultato, non guardare che siamo più 10, più 15 o quello che sia, andare avanti così con massima intensità e portare più qualità di gioco possibile. Machiura dal palleggio, crossover su Willis che rimane accoppiato, ma con il contatto Machiura riesce ugualmente a farsi spazio. Owens per Davis, senza esitare, Corey Davis da 3 punti. Burns, altro passaggio e altro assist. Ora dispensa cioccolatini Christian Burns. Criston rimane ben saldo con il piede perno, evita l'infrazione e poi il punto esclamativo di Tariq Owens. Schiacciata una mano per lui dopo il rimbalzo offensivo. Una grandissima giocata di Zampini, canestro tutt'altro che facile. Ancora una volta fare tutto da solo Harrison. Machiura dietro la schiena, si lancia da solo, lotta a rimbalzo Burns, alla meglio Mascolo nell'angolo per Olisevicius. Canestro da 3 punti per Osvaldas Olisevicius. Criston, uno dei migliori marcatori della sua squadra nel secondo tempo. Ora Willis, cenno d'intesa con Burns, letto il mismatch, però tiene molto bene la posizione. Mascolo, c'è il canestro di Willis. Davis, altra soluzione personale da 3 punti ed eccola la parola fine su questa partita. 94esimo punto per Cremona, ultimi 10 secondi, tira velocemente
Olisevicius e perché oltre alla vittoria ribalta anche il risultato dell'andata. Fu -3 lo scorso 15 di dicembre e invece in questo caso sulla sirena finale il punteggio è di 94-77 per la Vanoli Cremona. I try to just bring my experience, my energy, and help the team as much as possible. We've done a great job this week in preparation for this game, so now we look to the next one.